qual è l'emozione che ha suscitato presentare il libro, parlare di Polvere di Gesso nella tua scuola dove poi è nato anche il libro? Sì, una grande emozione presentare Polvere di Gesso dentro le mura della mia scuola, che mi ha fatto crescere, mi ha formato, mi ha insegnato a lottare, a credere nei ragazzi e mi ha dato l'opportunità di svolgere il mio lavoro con impegno, passione ed amore. Oggi è un giorno particolare, un giorno che segnerò nel mio cuore, perché presentare il libro di fronte ai propri alunni e di fronte ai docenti, i colleghi che tanto hanno contribuito anche insieme ai miei alunni alla stesura, diciamo, del libro, perché ho raccolto tanti aneddoti, tante frasi dedicate da parte dei ragazzi alla mia persona. Posso dire un grazie a questa scuola, un grazie ai ragazzi che sono stati ragazzi splendidi, ragazzi che mi hanno dato tanto amore, affetto e mi hanno insegnato cos'è la gratitudine. Io ritengo di aver dato, rispetto a quello che io ho ricevuto, ho dato poco, ma spero che quel poco che ho trasmesso a questi ragazzi possano aiutarli affinché possano, con spirito di sacrificio, lotta, impegno, raggiungere i propri sogni, e auguro a questi ragazzi di raggiungere i propri obiettivi e far sì che possano, con la loro caparbietà, il loro sacrificio, il rispetto che loro hanno per il prossimo, rendere questo mondo migliore. Nel suo intervento ha detto il professore Pullara è una persona che non passa inosservata, i suoi alunni sono stati fortunati ad averlo, e anche il Martin Luther King, che oggi ha deciso proprio di ospitare la presentazione del suo libro, di essere protagonista. Sì, oggi è una giornata importante per il Martin Luther King, perché accogliamo uno scrittore nell'ambito del progetto Incontro con l'autore, ma uno scrittore che è stato pure un nostro docente. Per cui diciamo che è un valore aggiunto, un libro che tra l'altro è molto indirizzato ai nostri ragazzi, che è frutto in parte anche delle esperienze che il professore Pullara ha avuto con i suoi ragazzi, con i ragazzi del Martin Luther King, e vuole trasmettere loro l'amore per lo studio, l'amore per non tirarsi mai indietro di fronte a quelli che sono degli impegni che gli alunni devono sostenere, l'impegno di studiare, l'impegno della coerenza, l'impegno della perseveranza e l'impegno anche di dover essere responsabili e buoni alunni. Il professore Pullara ha prestato servizio per diversi anni in questa scuola e oggi vuole anche proseguire il suo percorso, proprio a testimonianza di questo amore per la ricerca, facendo questo dottorato che sicuramente gli farà raggiungere ulteriori obiettivi, e noi gli auguriamo di continuare sempre e di contribuire ulteriormente alla formazione dei ragazzi del nostro territorio. Alla presentazione del libro, a questo incontro dibattito su Polvere di Gesso, non è potuto mancare il sindaco di Favara, perché Giuseppe Pullara, possiamo dire, è un figlio di Favara, quindi una gran bella soddisfazione. Giuseppe è un figlio e un orgoglio della nostra città, lo conosco da tanto tempo, ci siamo sempre confrontati anche dal punto di vista professionale. Oggi presento un libro che è importantissimo perché soprattutto ai ragazzi dà una speranza. Ci sono delle difficoltà nella vita, ci sono a volte momenti in cui vorresti pure mollare perché ti senti vittima anche di bullismo, poi leggendo questo libro lo capirete, ma se hai la forza di volontà, se hai la famiglia dietro che ti supporta, puoi riuscire a superare qualsiasi prova. Antonella Gallo Carrabba, sociologa, presente a questo appuntamento al Martin Luther King, dove si è discusso sul libro Polvere di Gesso. C'è un po' entrato anche il tema del bullismo, perché possiamo dire che il professor Pullara lo ha subito da un professore, avendo ripetuto gli esami per ben 28 volte di seguito. Sì, io ho centrato il mio intervento proprio sulla parola rispetto. Rispetto prevale in quasi tutte le pagine del libro di Polvere di Gesso.
rispetto degli altri, ma soprattutto rispetto per se stessi, ed è appunto questa la molla che fa scaturire il riscatto, un'altra parola che inizia con R, quindi molto importante per Giuseppe. Il riscatto per tutte le volte che subiamo un'angheria, che subiamo qualcuno che ci vuole bloccare. Ecco, rispettiamo noi stessi con rivincita con noi stessi verso gli altri, rispetto soprattutto nei confronti di chi ci sostiene. Polvere di gesso, io infatti ho paragonato il gesso, la polvere che ci si toglie proprio per far capire quando fuori devono venire i valori che ognuno di noi ha dentro e che spesso con la polvere manteniamo fermi, manteniamo all'oscuro. In realtà questi devono venire fuori per aiutarci proprio nella rivincita della vita. E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i monti con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.